6 dopo mezzanotte, per strada camminavo io sola. Da casa mia già me ne ero aiutata da 6 mesi, è la prima volta. E che faccio? A che io dico? Sentivo in capo a me voci dei compagni miei. A che aspetti? Ti togli il pensiero, io conosco uno molto bravo. Senza voler, camminando, mi trovai in tovico mio, innanzi all'altarino della Maronna del Rosso. L'affrontai così. Che già fa? Tu sai tutto. Sai pure perché mi trovo in tuo peccato. Che già fa? Ma sta zitto, non rispondeva. E a così fai, chi non parla, chi la gente te crede. Sto parlando con te, rispondi. Figlia, so figlia. Miceraia. Rimanetta così ferma. Forse se mi avutava avrei visto capita dove neva voce. A rinta una casa con balcone aperto, rovica presa, coppa una finestra, ma pensai, ma perché proprio a questo momento? Che ne sa la gente dei fatti miei? È stata essa allora, è stata Maronna. Si è vista affrontata a tu per tu e ha voluto parlare. Ma allora Maronna per parlare serve in noi. E quando mi hanno detto ti togli il pensiero fu pure essa che me l'ha detto per me mettere a prova. E non so se fui io a Maronna e Rose che facette che capa così. E figli so figli. E giuraia. Che perciò sono rimasta tanti anni questo. Per figli miei ho sopportato tutto quello che mi ha fatto e come mi ha trattato. E quando quello giovane si innamorò di me che mi voleva sposare. Stavamo insieme a 5 anni, siamo mogliati a casa sua e io a San Putito, in 3 camere e cucina. La prima casarella che mi mettette quando ero 4 anni che ci conoscevamo, finalmente me levai all'ancoppa e mi voleva sposare, povero giovane. Ma io faccio più geloso, tengo rinterrecchi. Tu sei ammogliato, non ti posso sposare se chi lo ti sposa. E si mette a chiamare. Perché issa sa chiamare. Issa, tutto contrario a me, sa chiamare. E io dicevo, vabbè, questo è il destino mio, Domenico mi va bene, con tutta buona volontà non mi può sposare, è ammogliato, e andiamo innanzi a San Putito, in 3 camere. Ma poi, troppo Ruianna, moglie era moretta, o tempo passava, io sempre a San Putito. E pensavo, vabbè, non si può attaccare per tutta la vita con un'altra femmina. Venerrà un momento che si calma e considera i sacrifici che ha già fatto. E aspettava. E quando poi ci diceva, tu mi sai che sei sposato? Che la figlia restava rimpettando nei denti e fine stelle. E si rideva, si metteva a ridere. Tale e quale come quando si ieva con gli amici suoi in coppa a steve io prima San Putito. Che la risata che non ne ho vera, che la risata che comincia a mezze scale, che la risata che è sempre la stessa chiunque fa. La va riaccesa quando rideva così. E aspettavo. E aspettammo grazie Don Domenico. E ha già aspettato 25 anni, oramai è vecchio, tiene 52 anni. Addo capozzetta, sanno chi lo si crede ancora un giovanottiello, corre presso il nennelle, si infessisce, porta i fazzoletti, sporche russette, ma mettere in casa. Me l'ha da mettere mori in casa. Boh, che ci sono mogliera, ce ne caccia issa e a issa. Ci siamo sposate. O breve ci ha sposato. Questa è casa mia. Luci, vedi che è uscito e fa sparire tutte cose all'ancoppa.